La quantità di pioggia che si è riversata ieri nel Veneto è un fenomeno che si ripresenta ogni 300 anni, ma il cambiamento climatico in atto potrebbe accorciare i tempi in modo esponenziale, portandoci ad affrontarlo nuovamente probabilmente in breve tempo. Questo secondo modelli previsionali in continua evoluzione. Ieri tutto il territorio veneto è stato colpito da precipitazioni violente e diffuse a carattere di rovescio e temporalesche. Allagamenti diffusi si sono verificati lungo il Bacchiglione, il Brenta e il Gorzone sono sotto controllo. Per danni dovuti all'acqua o per necessario prosciugamento, a ieri sera i vigili del fuoco veneti hanno risposto a circa 300 richieste di intervento, mentre ieri sera erano ancora in corso interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Sulla nostra costa il mare di Scirocco ha devastato la spiaggia di Isola Verde e frenato il ricevimento delle acque dei fiumi da parte del mare, che a ieri sera mantenevano un alto livello. Le 1001 notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni le 1001 notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia.